Eder. Mech. Pallister. La lunga Manus, ma quanto è lunga? Ieri allo spettacolo del circo Barnum Lutz ci è stato offerto il massimo del pessimo che un programma di cronaca nera, per quanto popolare e intrattenitivo, possa esprimere. Le solite teorie sebbaguidate, intervallate da tentativi inverecondi di disarmare serie ipotesi colpevoliste, vedi la ricostruzione dell'ipotetico percorso del fagotto, e da interventi di placcaggio verbale con cui addestratissimi ospiti intervengono con una irruenza da quarterback per troncare ogni discussione tendente all'ostico. Il meglio viene sempre dall'ineffabile Picozzi. Il filmmaker, l'autore di confessioni psicologicamente liberatorie, quelle che ti mandano all'ergastolo. A suo avviso l'unico punto in cui Sebastiano può aver mentito è l'esistenza di una lettera di addio. Cioè, quindi Lily si è sicuramente suicidata. E che palle. Ricordo il primo frame che vidi nella immediatezza del ritrovamento del corpo di Lily. Ancora non sapevo nulla e non avevo mai visto Sebastiano. Egli si abbrancava, vinto, ai giornalisti che si affollavano intorno dicendo: "Aiutatemi voi, sono disperato". Appariva veramente distrutto e indifeso, finito dalla sorte avversa. Quando ad un tratto guardò l'orologio e disse: "Ma è ora di andare, ho un appuntamento per i coltelli". E se ne andò. Immediatamente ebbi una epifania. Sebastiano, per caso ti hanno sequestrato qualcosa? Tutto. E di conseguenza ho dovuto comprarmi un computer così al volo e io sono un fotoreporter, di conseguenza ho i miei strumenti, però adesso non ce li ho più. Tutto è iniziato il 7 settembre 2022 perché quel giorno è il compleanno di Paola e ho avuto spontaneamente l'idea di regalarle un telefono, idea che lei ha rifiutato. Non ha rifiutato pensando che fosse un telefono di interesse per gli inquirenti, ma perché pensava che volessi regalarle un telefono nuovo. Comprare un telefono che all'epoca costava 300 euro a una donna, con la quale non c'era un rapporto tale da giustificare quel tipo di regalo. Essendo estranei e non avendo legami di parentela o una relazione sentimentale, sembrava insolito. Il telefono è arrivato nelle mani di Paola solo nella seconda metà di novembre dello stesso anno, più di 2 mesi dopo averne parlato. Nel frattempo, Paola aveva ricevuto dai suoi genitori un bel telefono per il suo compleanno e, ovviamente, preferiva usare quello, quindi il mio regalo non le interessava più. Le ho detto che le avevo comprato un telefono ricondizionato per regalarglielo al suo compleanno. In realtà, era uno dei miei telefoni. Paola mi ha anche chiesto se fosse uno di quelli che mi erano stati sequestrati e poi restituiti dalla procura, ma ho detto di non ricordarmi. Si trattava del Samsung Galaxy S21 2 SIM 5G, che usavo prima del 14 dicembre, data della scomparsa di mia moglie Liliana, e anche nei mesi prima e dopo. Gli inquirenti avevano già analizzato questo telefono. Paola è andata in polizia a raccontare tutto ciò, e le hanno detto che l'avrebbero contattata per farle sapere. Infatti, l'hanno poi contattata e le hanno sequestrato il telefono. Il 6 settembre, mentre facevo interviste dicendo che mi avevano portato via computer e telefoni, stavo pianificando di regalare il mio telefono a una presunta estranea. Il GIP, nel giugno del 2023, tra i 25 punti che ha chiesto di analizzare, ha posto l'attenzione proprio su questi telefoni, cercando di analizzare i dati residui. Ora su quel telefono ci sono i video di Paola, le sue foto. Al momento di darglielo, ho insistito per prendere tutti i video e le foto di Paola e passarli sul telefono nuovo. A Paola questo non interessava molto perché voleva usarlo per i nuovi video. Così facendo,
Ho sovrascritto i dati esistenti che ora non potranno più essere recuperati. Mi scuso per aver detto che mi hanno sequestrato tutto tranne i miei telefonini e le macchine fotografiche. Ho risposto così solo per confusione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.